Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po', come avete visto dalla mascherina, dai costi dell'alta magia operativa, perché molti quando iniziano a questo percorso esoterico importante pensano che la magia sia 448, ma che poi basta dire 4 spadate o fare 4 mosse e poi la cosa va da sé. Ma già da comprare, quando incomincia a comprare qualche libro, qualcuno incomincia a capire che la storia cambia. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 il The Garda e Marietto Veneziano tengono assieme a Milas un percorso esoterico gratuito. Mi raccomando, i link sono sotto qui in descrizione, dove potete raggiungerci tranquillamente o su Face o su Telegram. Se avete problemi a entrare, mi raccomando, chiedete pure alla nostra Milas, che è sempre gentile e predisposta ben volentieri ad aiutarvi. Bene, parliamo un po' di questi prezzi. Quando una persona incomincia a avvicinarsi alla alta magia operativa, incomincia a vedere che la cosa diventa un po' impegnativa, proprio perché ci sono dei prezzi tipo la spada, tipo il mantello, tipo il cerchio, tipo i vari incensi, tipo la stanza, il tempio, insomma ci vuole almeno 3.500 euro messi lì solamente per acquistare il materiale, più il tempo e la conoscenza, che diciamo che ci vogliono dai 10 ai 15 anni per incominciare a capire realmente come ci si muove in questo ambiente. Quindi se uno non è già predisposto a livello karmico, la cosa potrebbe diventare impegnativissima. Quindi è chiaro che di conseguenza anche tutto il resto acquista un valore. Quindi quando voi sentite nei vari gruppi social che fanno qui e qua gratis, è chiaro che sono delle grandi bufale, perché quando ci si muove negli ambienti di alta magia operativa, ad esempio il prezzo delle candele che devono essere ad esempio di un certo tipo di qualità o altri tipi di materiale di consumo, è chiaro che un prezzo di alta magia operativa lievita subito. Qualsiasi cosa che voi fate costa tempo, materiale e anche conoscenze. Voi dovete pensare che per iniziare a fare un rito di alta magia operativa ci vogliono anni di esercitazioni, di prove controprove. Non è che uno compra un libro, anche se costa 90-100 euro, e mette lì il libro, la cosa va da solo. Anzi, deve stare attento, perché ci sono nomi di geni altissimi magari o di geni bassissimi, e deve avere tutto l'occorrente per potersi difendere e proteggere anche da geni altissimi, no? Perché è chiaro che loro non vengono giù nei piani vibrazionali bassi, però è chiaro che non gli fa certamente felicità essere chiamati da una persona che ha i primi scalini della scala. Quindi, cari miei, è vero che il vostro Marietto parla allegramente di alta magia operativa, ma penso sempre di avere in un certo senso un uditorio che riesca a capire l'importanza di questa materia e l'importanza anche e il valore di certi elementi e attrezzature. Quando invece uno parte con una mentalità da social, dove basta che dicono angeli colorati, arcangeli colorati, UFO, extraterrestri, canalizzazione, guide spirituali, è chiaro che la cosa sembra a costo zero, ma nella realtà quando uno incomincia a avvicinarsi all'alta magia operativa si rende conto che le cose sono diametralmente opposte e sono molto costose. Dico questo perché chi si avvicina all'alta magia operativa, oltre ai libri, chiaramente deve mettere già lì in cantiere 3.500 euro come minimo di materiale, più il materiale di consumo, più i vari libri e chiaramente almeno 10-15 anni di esercitazione, più la stanza che fa da parte del tempio. Se voi pensate di iniziare con 4 spadate, 4 candele, chiaramente potete anche farlo, ma in una roulette russa vi possono arrivare geni di bassissima qualità e quindi al di là di tutto trovarvi già ai piedi della scala, magari invasati o parassitati da geni. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano colgo l'occasione per ringraziarvi di avermi seguito fino a qui. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!